Maxi schermi per la finale degli europei domenica prossima, lo stabilisce un'ordinanza del comune che in occasione dell'evento calcistico vieta anche l'asporto di bottiglie di vetro. Televisori concessi invece nei plateatici. A Treviso niente schermi e niente maxi schermi sia nelle piazze che nei plateatici, come stabilisce un'ordinanza della prefettura. A Padova sarà possibile assistere alla partita in appositi spazi all'aperto ma a determinate condizioni. Andrea Rossini. I maxi schermi ci saranno, ma allestiti in appositi spazi organizzati all'interno di 7 parchi cittadini, situazioni controllate con posti numerati, seduti e a distanza. Un modo anche questo per decongestionare le piazze e limitare gli assembramenti. Il Comune approva la decisione del prefetto di Padova e lancia un appello. Noi siamo felici che la gente vada negli spazi aperti a vedere le partite, meglio negli spazi aperti piuttosto che ammassati magari in una casa, spazi chiusi, eccetera. Le uniche cose da ricordare sono: cerchiamo di tenere il distanziamento perché dovremo stare seduti per guardare il maxi schermo, cerchiamo di tenere la mascherina e poi divertiamoci e facciamo il tifo, questo sicuramente, però sempre con buon senso. Analogo richiamo arriva dalle malattie infettive dell'ospedale di Padova, a lungo in prima fila nella lotta contro il virus. Dopo mesi difficili, ora nei reparti ci sono solo 3 persone, ci dice la direttrice, ma attenzione, se domenica vince l'Italia, riflettiamo bene su cosa vogliamo festeggiare. Io credo che dobbiamo festeggiare la vittoria dell'Italia, ma non dobbiamo festeggiare il virus, e quindi massima prudenza, massima attenzione, quindi anche all'aperto se ci sono assembramenti è meglio forse usare la mascherina.